Una bandiera italiana alta come il municipio all'esterno del comune. È questa la risposta del sindaco di Susegana al diktat del governatore del Veneto Luca Zaia, che proprio ieri aveva invitato le istituzioni a esporre la bandiera di San Marco all'esterno degli edifici pubblici. Non sarà certo il leone a salvare il Veneto dalla recessione, tuona il primo cittadino. Io mi sento italiana prima di tutto e qui siamo in Italia. Io penso che anticiperò la data in cui esporrò il bandierone della bandiera italiana, che è alta quanto il municipio e larga un terzo. Questa è l'unica risposta che possiamo dare a chi espone al municipio le bandiere di questa fantomatica Repubblica Veneta. Siamo in Italia. La bandiera di San Marco divide la Marca. Se da un lato c'è chi utilizzerà il tricolore per dimostrare la propria protesta, dall'altro c'è chi ha deciso addirittura di mettere un leone lungo 6 metri all'esterno dell'area fiera del comune. È il caso di Godega di Sant'Urbano, che oltre alla statua ha esposto la bandiera del Veneto all'esterno del municipio e di ogni scuola. È stato il primo atto che ho fatto quando sono diventato sindaco 7 anni fa. È stato quello di mettere personalmente la bandiera della regione Veneto sulla facciata del comune di Godega di Sant'Urbano. Ma c'è anche chi non veste i colori del carroccio e crede che comunque il vessillo di San Marco debba essere al centro tra la bandiera italiana e quella dell'Europa. Credo che sia una cosa giusta, noi apparteniamo al Veneto, apparteniamo all'Italia e all'Europa. E anche i trevigiani si dividono. Un po' per coerenza veneta forse sarebbe giusto, e comunque è il simbolo del Veneto in ogni caso. Per me è una cagata perché non va bene. Siamo in Italia. Sono favorevole, la Repubblica Veneta eravamo una volta e penso che un fondo di storia sia rimasto. La bandiera di San Marco rappresenta il Veneto e tutti i veneti.